firma il provvedimento che rende operative le zone rosse a partire da giovedì. Da Mestre a Venezia la mappa delle aree sotto controllo. Subaffitti abusivi irregolari e degrado, maxi operazione della polizia all'alba nel condominio di Corso del Popolo a Mestre, al centro di recenti polemiche. Arrestato un 37enne dai carabinieri di Portogruaro dopo aver cercato per la seconda volta di entrare nella casa della donna della quale è in fase di separazione. Una proposta di legge per aumentare la partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende. Dal Veneto un'ampia delegazione all'Assemblea della CISL a Roma è l'ultimo treno per far crescere il paese. Presentata questa mattina all'esposizione internazionale di architettura della Biennale, la 19ª, che si aprirà a Venezia a maggio, l'intelligenza naturale artificiale collettiva, il titolo della mostra. Per il secondo anno consecutivo Vasco Rossi sceglie Bibbione per la data zero del suo tour estivo il 26 e il 27 maggio. Buonasera, bentrovati, edizioni di Venezia dei nostri telegiornali. Come ogni martedì cominciamo con il presentarvi il sondaggio di Ring. Lo vedrete tra pochissimi istanti in sovraimpressione. Il caso dei recenti migranti in Albania. Il governo sta valutando di rilanciare un nuovo piano per trasformare le strutture di CPR. Allora vi chiediamo, Albania, ora diventano centri per espulsi, è giusto? Sì o no ai numeri che vedete in sovraimpressione? Continuate a votare anche durante la puntata di Ring a partire dalle 21, questa sera condotta dal nostro Ferdinando Avarino. E ora iniziamo con le notizie, lo avete sentito anche dai titoli. Per il Carnevale di Venezia il prefetto firma il provvedimento che rende operative le zone rosse a partire da giovedì. Da Mestre a Marghera la mappa delle aree sotto controllo, vediamo quali. Zone rosse è una indicazione che abbiamo ricevuto dal Ministero dell'Interno e cerchiamo di adattarla alla realtà del nostro territorio. Il prefetto Darco Pellos l'aveva già preannunciato la settimana scorsa. Ora, con la firma del provvedimento durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, c'è l'ufficialità su quali saranno le zone rosse che entreranno in vigore dal 13 febbraio al 5 marzo in Comune di Venezia. Zone inibite, si legge in un comunicato della Prefettura, soggetti che ne impediscano l'accessibilità e la fruizione in sicurezza, adottando comportamenti che possano turbare l'ordine pubblico e la civile convivenza. Nello specifico adotteremo le misure delle zone rosse nel periodo di Carnevale, elevando un po' tutti quei comportamenti che possono essere considerati perniciosi. Cioè noi prenderemo in considerazione, oltre a tutti gli altri reati che sono il bosseggio eccetera eccetera, anche quelli che sono delle molestie nei confronti delle donne o comunque delle fasce più deboli della popolazione. Durante il Carnevale, quindi, a Venezia saranno zona rossa Piazzale Roma e la stazione ferroviaria, compreso il piazzale di Santa Lucia e il Ponte degli Scalzi fino a Campo San Geremia. Nell'area di Rialto, oltre al ponte, Campo San Bartolomeo nel lato del Sestiere di San Marco e Campo dell'Erbaria nel lato San Polo. A Santa Croce, Campo San Giacomo dell'Orio, quindi il ponte dell'Accademia a Dorsoduro e naturalmente Piazza San Marco. Molto ampia la zona rossa anche a Mestre. Si parte dalla stazione per estendersi alle aree attorno. Via Trento da un lato, via Piave con via Montenero andando verso il centro. Più in là sarà zona rossa anche via Torino con via Linghindal. Quindi tutta Corso del Popolo con via Gozzi e piazza Ferretto. A Marghera sarà zona rossa il quadrilatero compreso tra via Fratelli Bandiera, via Rossarol, via Sant'Antonio e via Lavelli. Contemporaneamente un'ordinanza del Comando Generale della Polizia Locale ha stabilito che durante il Carnevale, in caso di assembramenti che possano compromettere sicurezza e circolazione a Venezia città, gli agenti potranno dirottare il traffico pedonale con l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, se necessario, le aree interdette. Le sanzioni ai trasgressori potranno arrivare fino a 500 euro. Notizia di poco fa, una segnalazione che arriva direttamente dalla Protezione Civile. Una scossa di terremoto ha interessato tutta l'area del Veneziano, lo vediamo anche dalla grafica, soprattutto a Caorle, una magnitudo di 5.1, 20 km di profondità, la scossa intorno alle 18:42 con epicentro appunto a 20 km di profondità, Caorle. Il bollettino diramato dalla Protezione Civile. Continuiamo con le notizie, una maxi operazione della polizia all'alba di questa mattina nel condominio di Corso del Popolo a Mestre, al centro recentemente di polemiche.
Il blitz è scattato alle 5 di mattina. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, militari del reggimento Lagunari impegnati nell'operazione Strade Sicure e polizia locale sono entrati in questo condominio di Corso del Popolo, diretti e coordinati dal commissariato di pubblica sicurezza di Mestre, dopo diverse segnalazioni per condotte e fatti illeciti avvenuti al suo interno. Noi poco meno di un mese fa come polizia locale si era intervenuti su alcune segnalazioni in alcuni appartamenti dove si faceva locazione turistica ed era stato riscontrato sovraffollamento, sanzionati e messi a posto. Oggi arriva questa azione da parte della questura a seguito di segnalazioni da parte dell'amministrazione di condominio e dei residenti. Da tempo a Mestre viene segnalato un pesante sovraffollamento di extracomunitari in appartamenti che a volte coprono quasi interi condomini. Si parla di subaffitti abusivi, situazioni di degrado e incuria, presenze di cittadini irregolari. I condomini di Corso del Popolo sono pieni di queste situazioni. Chiunque viva o lavora in un condominio in questa zona sa che ci sono uno o più appartamenti subaffittati a etnie diverse e abitati da numerosissime persone. Purtroppo è un po' degrado, la situazione non va bene, insomma, ci vorrebbe un po' di controllo. Anche questa povera gente che viene qua magari però deve essere più controllata. Nel caso specifico sono state rilevate numerose irregolarità sia in un bed and breakfast che nelle mancate presentazioni delle dovute dichiarazioni di ospitalità da parte di alcuni proprietari di immobili. Le forze dell'ordine stanno ora effettuando accertamenti su irregolarità amministrative, economico-fiscali e igienico-sanitarie. Strano che non ci siamo accorti prima, non ho capito. Nel senso che si sapeva, dice. Ma voglia alla grande, sembra di essere in Bangladesh, cioè una cosa inconcepibile. Adesso ho visto che ha venduto anche Wilmer qui perché non ce la faceva più, un disastro. Meta adesso è predefunta, insomma. Non hai mai pensato di andare via, di trasferirsi? No, sono nato a Venezia, sono trasferito, non andrei via da Mestre lo stesso. Anche se, ripeto, Mestre è molto diversa da come l'ho conosciuta, è molto peggio. Atti persecutori nei confronti della moglie, arrestato un 37enne. Un uomo di 37 anni di nazionalità straniera è stato arrestato dai carabinieri di Portogruaro dopo aver cercato per la seconda volta di entrare forzatamente nella casa dalla quale è in fase di separazione dalla moglie. L'incidente ha avuto luogo in un condominio dove la donna vive insieme ai figli minori, alla madre e alla sorella. Già il giorno precedente l'uomo aveva tentato di irrompere nell'abitazione gridando ad alta voce e colpendo violentemente la porta d'ingresso. La situazione si è aggravata quando la donna ha sorpreso il compagno mentre cercava di entrare nella casa attraverso una porta-finestra dopo essersi arrampicato dall'esterno del condominio. La pronta reazione dei carabinieri chiamati dalla vittima ha scongiurato il peggio e ha portato all'arresto del 37enne mentre si trovava sul terrazzo esterno dell'abitazione. In seguito all'udienza di convalida all'uomo è stata applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, oltre al divieto di comunicazione con la stessa in qualsiasi forma. Per garantire il rispetto di tali misure è stato applicato il braccialetto elettronico. Una delegazione della CISL a Roma, una proposta di legge per aumentare la partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende. Partecipare più che un diritto è un dovere e coinvolgere i lavoratori nei luoghi decisionali delle imprese, rendendoli partecipi delle scelte strategiche, secondo la CISL rappresenta un atto di responsabilità condivisa che potrebbe essere l'ultimo treno per far crescere il Paese e farlo somigliare alle migliori economie europee. Quasi 200 delegati dal Veneto sono intervenuti all'Assemblea Nazionale del Sindacato a Roma per sollecitare una rapida approvazione in Parlamento della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sostenuta da 400.000 firme e ora in discussione alla Camera. Siamo di fronte a una rivoluzione di questo Paese, attueremo questa legge e realizzeremo la partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese per un nuovo Paese, per un nuovo modello economico, per nuove tutele sociali, perché stando dentro ai processi produttivi potremo dare una prospettiva diversa, far crescere i salari, far crescere le tutele dei lavoratori e dare prospettiva ai giovani. Abbiamo bisogno di cambiare questo Paese. Oltre ad essere contenuta nell'articolo 46 della Costituzione e nelle
legislazioni di paesi come la Svezia e la Germania, la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda, secondo la CISL, è stata fondamentale nella storia economica e sociale del Veneto per generare il boom economico e il passaggio da una economia rurale e agricola alla grande industrializzazione e alla nascita del modello delle nostre piccole e medie imprese. Presentata questa mattina la 19ª Biennale di Architettura. 66 saranno i padiglioni nazionali, oltre 750 partecipanti tra architetti e ingegneri, ma anche matematici, scienziati del clima, filosofi, cuochi, artisti, programmatori, scrittori, integriatori, agricoltori e stilisti. Oltre 280 i progetti che verranno illustrati. La 19ª edizione dell'Esposizione internazionale di architettura della Biennale di Venezia, presentata questa mattina a Ca' Giustinian, si annuncia come la più visionaria e partecipata di sempre. L'inaugurazione dal 10 maggio fino al 23 novembre con preapertura dall'8 maggio. I cambiamenti climatici e il MOSE, sistema di difesa che secondo il curatore della mostra non durerà per sempre, tra i temi sollevati dall'esposizione. Il curatore è l'italiano, architetto e ingegnere Carlo Rasti, così ai nostri microfoni. Il titolo di questa Biennale di Architettura è Intelligence, naturale, artificiale e collettivo, ed è un po' vedere come diversi tipi di intelligenza, quelli che tra l'altro hanno dato forma a Venezia nei secoli, nei millenni passati, ci possono aiutare per inventare l'architettura di domani. Per questo l'architettura è al centro, ma l'architettura deve chiamare a raccolta tante altre discipline che vedremo a maggio in Biennale, appunto dalla scienza, l'ingegneria, le scienze sociali, insomma, a raccolta proprio per creare un ambiente costruito più resiliente. La mostra si svilupperà tra i giardini, dove il padiglione centrale sarà chiuso per lavori, l'Arsenale, ma anche i luoghi del centro storico e Marghera. Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha ricordato che è un grande confronto pubblico, una discussione che coinvolga tutti gli ambiti, perché inevitabilmente l'architettura, che riguarda proprio la capacità di costruire, la necessità di abitare e l'obbligo del pensare, diventa un fatto politico nel senso alto e pieno, perché tra terra e mondo il risultato è la polis. Uso consapevole delle tecnologie digitali, nasce un nuovo progetto rivolto ai giovani. Sperimentare la stampa digitale, sperimentare le applicazioni dell'intelligenza artificiale, provare a utilizzare i dati per trasformarli poi in applicazioni, in software. Ecco, tutto questo sarà possibile qui in VEZ. Al via TecnoVEZ, il nuovo progetto della rete Biblioteche Venezia. Biblioteca VEZ in collaborazione con Prossimi ETS. Il programma offre laboratori, sperimentazioni ed eventi per uso consapevole delle tecnologie digitali. Noi per il piano giovani regionale del 2025, lavorando con Prossimi ETS, quindi una costola di FabLab Venezia, riusciamo a coinvolgere giovani dai 15 ai 35 anni nell'applicazione delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale. Le attività che si svolgeranno nella biblioteca VEZ di Mestre copriranno 3 temi principali: fabbricazione digitale, intelligenza artificiale, open data e multimedia. Il programma prevede 22 laboratori, 3 talk, 2 eventi collettivi e un open afternoon il 7 marzo. Quindi ci saranno laboratori sulla stampa 3D, sul taglio laser, per imparare a governare gli open data e a utilizzarli anche nel tema della rappresentazione fisica del dato. Ci saranno laboratori sull'intelligenza artificiale, sulle sue varie applicazioni positive e proattive. Ci saranno laboratori sul mondo del multimedia, quindi audio, video, sound design, tutti con l'obiettivo insomma di imparare a governare queste tecnologie per farne magari una professione futura o per perseguire le proprie passioni, i propri obiettivi. L'amministrazione comunale è impegnata da tempo nell'avvio di numerosi progetti dedicati ai giovani. Abbiamo lavorato per creare nuovi spazi, in particolare la VEZ, che è meravigliosa, ma anche l'operazione sul Forte Marghera, e pensiamo solo all'operazione sul Parco Bissuola con il centro civico interamente dedicato a loro. La musica per il secondo anno consecutivo. Vasco Rossi sceglie Bibbione per la data zero del suo tour estivo, al via il 26 e il 27 maggio. Stai pure certo che questa è la volta che voleresti.
Il leggendario Vasco Rossi torna a far sognare i suoi fan con 2 concerti a Bibbione. Dopo settimane di attesa è finalmente ufficiale. Il Blasco darà il via al suo tour Vasco Live 2025 con una doppia data nella nota località di Mare. Da Los Angeles, dove ha festeggiato il suo 73esimo compleanno, Vasco ha annunciato ai supporter di segnare le date del 26 e 27 maggio sui loro calendari. Il 26 maggio ci sarà un soundcheck esclusivo per i membri del Blasco Fan Club, mentre il 27 maggio tutti gli appassionati potranno vivere la magia del concerto aperto al pubblico allo stadio comunale di Via Timava. Viva Vasco! Olè! Viva! Il sindaco di San Michele a Tagliamento, Flavio Maurutto, ha espresso grande entusiasmo e onore per ospitare i rocker di Zocca per il 2° anno consecutivo. Ringraziamo Vasco per la fiducia accordata a Bibbione, ha dichiarato il primo cittadino. Faremo tesoro dell'esperienza positiva del 2024 e siamo già al lavoro per accogliere nuovamente le decine di migliaia di fan che riempiranno lo stadio. Forse non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai. Si arricchisce di nuove opportunità al Museo del Mare del comandante Ferruccio Falconi al Lido di Venezia a promuovere la cultura tra i giovani. Questo è il tema di un incontro che ha visto anche come ospite il nostro direttore Luigi Bacialli. Vediamo. Il Museo del Mare in via Biagio Zurana, Lido di Venezia, sempre più punto di riferimento per promuovere la cultura contadina e marinaria di Venezia tra i giovani. A pochi giorni dal suo 98esimo compleanno, il comandante Ferruccio Falconi ha lanciato un nuovo appello alle autorità nel corso di un incontro che ha avuto come ospite d'onore anche il nostro direttore di Media Nord-Est, Luigi Bacialli. L'importanza di Venezia marinara. Qui ci sono tanti reperti dell'agricoltura, della marineria e specialmente sono interessati i giovani. Tanti giovani che sono venuti qui a imparare da me, a vedere gli oggetti, oggi navigano e a taluni sono già comandanti di unità importanti. E io invito le autorità a venire a vedere perché questo è un museo attivo, è un esempio che si deve dare perché i musei devono produrre cultura. Questo museo serve alla venezianità. Al nostro direttore, il presidente della sezione veneziana dell'UXI, Unione Stampa Cattolica Italiana, Gian Antonio Schiaffino, ha consegnato la tessera di socio onorario. Bacialli ha poi ricevuto anche dall'associazione Mostrerido con Luca Prader, Mario De Lia e Giorgio Vianello un leone d'argento e l'omaggio del libro Venezia vista dal cielo di Riccardo Reuter Rigoni e Deborah Gusson. Un premio anche al lavoro quotidiano delle nostre reti, per la cui crescita il direttore ha voluto elogiare la lungimiranza e passione dei nostri editori Giovanni e Filippo Iannacopoulos, condividendo il riconoscimento a lui conferito con tutti coloro che lavorano sul campo. La sezione di Venezia dell'UXI guarda i giovani come il museo. Lo scopo nostro è quello di cercare di attirare i giovani verso la comunicazione, ma la comunicazione che non è quella dei social network. Le vere informazioni bisogna cercare di farle arrivare nel modo corretto. Cominciare a istruire dai giovani, a crescere. La fortuna di conoscere Luigi Bacialli è stata una grande cosa, un ottimo comunicatore e un ottimo gestore delle televisioni e grazie a Dio che abbiamo una comunicazione nel Veneto, perché altrimenti cominciamo a perderla. Chi è che fa comunicazione ormai? La CGIA di Mestre e il Comune di Venezia lanciano la 5ª edizione di Volare oltre lo sport. È ormai ai blocchi di partenza la 5ª edizione di Volare oltre lo sport, che si prefigge di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dello sport come strumento educativo di inclusione e socializzazione degli studenti delle scuole medie superiori, risaltandone i suoi valori e il rispetto della diversità di ciascuno. Lo sport entra nelle scuole come un mezzo di inclusione, perciò sono grata a tutti gli interlocutori, CGIA di Mestre, il testimonial Moreno Pesce, in rappresentanza di tutti
gli atleti paralimpici e il polo nautico, proprio per rafforzare questi temi segnatamente educativi in questo senso. Ideata dalla CGA di Mestre e organizzata in collaborazione con il Comune di Venezia, assessorato alle politiche educative, quest'anno l'iniziativa conta 4 appuntamenti. Il primo momento qui in febbraio all'Istituto Algarotti di Venezia vedrà coinvolto, con la presenza del nostro testimonial Moreno Pesce, circa 200 ragazzi complessivamente presenti nell'istituto. Successivamente verrà realizzata la pagaiata sul fiume Sile, che vedrà 2 classi impegnate. Poi la novità di quest'anno è una passeggiata in montagna ad Erto. La conclusione spettacolare al Polo Nautico a maggio, al Polo Nautico di Venezia, con la presenza di circa 350 ragazzi per provare tutti gli sport nautici che offre il Polo, e in più si potrà provare anche il tennis. Tutto quello che è pro attività sportiva aiuta i ragazzi a crescere, perché lo sport è una scuola di vita che va al di fuori dell'ambiente della famiglia. Torniamo alla notizia con cui abbiamo aperto anche questo telegiornale. Vediamo dall'inquadratura del PC una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 con epicentro Caorle a 20 km di profondità. Secondo le prime rilevazioni non ci sarebbero danneggiamenti a strutture né feriti. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo di noi il meteo, a tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.